Domenica 19 gennaio, Russo Sebastiano Calcio Nicosia, culmina così una delle settimane più complicate per i ripostesi, con l'avvicendamento tecnico in panchina tra il dimissionario Eugenio Seminara ed il neo mister Saverio Rapisarda. Necessità di punti salvezza per la RSC, voglia di rimanere in scia playoff per i biancorossi di mister Fabio Picone. La giornata numero 16, campionato di promozione Girone C, padrone di casa in campo col 4-3-2-1. E allora Calabretta in porta, Pennisio, Rofino e due motori laterali, Salemi e Dadone a guidare la linea difensiva a 4. Cabina di regia affidata a Tomarchio con Puglisi e Guerra, le due mezzali, in avanti Marraffino e Castorina ad ispirare l'unica punta, Capitan Fisichella. Questo è il primo starting di mister Rapisarda, sarà una prestazione tutta a cuore della RSC. La prima chance del match è proprio per i ripostesi, con Tomarchio che da metà campo su punizione scodella alla ricerca delle punte, sfera respinta, Orofino col tacco nuovamente in avanti, rimpallo che favorisce Castorina, sinistro al volo dell'11 che per poco non trova un gol spaziale. Risposta Nicosia con questa seconda palla raccolta da Vasquez che trova Lopez in verticale che arriva in aria davanti a Calabretta, si fa ipnotizzare dal numero 1 ripostese che blocca. Minuto dopo però è ancora il Nicosia a creare pericoli e qui Garriga scappa via con astuzia sulla destra, riesce ad entrare in aria, pallone arretrato ancora per Lopez che stavolta costringe Calabretta al paratone. Nel finale punizione ancora per gli ospiti, va Gazzana sul punto di battuta, cross sul primo palo, deviazione, sfera di poco fuori senza particolari grattacapi. 0-0 al riposo, con in mezzo però l'espulsione di Calabretta proprio dopo il fischio finale del primo tempo. Attacca il Nicosia in apertura su azione di rimessa, pallone che viene messo fuori sul secondo palo, sbuca Oviedo che col destro pesca l'angolino e fa 0-1. La sbloccano così gli ospiti al sesto della ripresa, la firma di Santiago Oviedo che porta in vantaggio il Nicosia. Risposta immediata della RSC, poco dopo infatti pallone in mezzo che viene rimpallato, c'è Fisichella che prova a porta vuota ma viene murato sul più bello. Poco dopo altra grande azione sulla destra che coinvolge Marraffino, cross del 7 per Guerra che taglia sul primo palo ma si divora clamorosamente il gol del pareggio, il 4 ripostese. Più avanti altra grossa opportunità, Tomarchio su punizione trova Parisi che di testa non trova lo specchio a centro area. Tocca allora al Nicosia rispondere con l'uomo in più, Garriga innescato in aria, prova col sinistro al volo e spacca il palo. Ancora il 9 biancorosso protagonista nel finale con questo contropiede che potrebbe chiudere il match. Sgasa Garriga davanti a Dilettoso, pallonetto, pallone fuori. Morde la RSC che ci prova in tutti i modi, altra smistata in avanti, Ruggeri di testa per Fisichella, anticipato da Navarro che vola e la mette in angolo. L'ultima chance del match proprio sul corner successivo di Tomarchio, stacca Fisichella, tutti a protestare per un possibile tocco di mani, ma non c'è nulla per il direttore di gara. Sarà questo l'ultimo frame di questa sfida che termina così, triplice fischio al Luigi Averna di Torre Archirafi, vince il Nicosia contro la RSC che tornerà in campo domenica prossima contro il Giarre.